nuovi comici e non. Venite. Siamo tornati! Ma volete dire anche come vi sentite? Non lo so. È bellissimo! Dico, rincontrare il pubblico dopo tanto tempo, com'è? Bellissimo! Ti senti un po' emozionato? Si sono messi in coro. C'è un problema, io non bevo niente. Hai gli occhiali appannati. Però sei bellissima, sei bellissima. Grazie mille. Complimenti. Dalila, sei bellissima! Ieri, allora noi abbiamo personaggi nuovi quest'anno. Io farò il Green Pass. Io. Molto attuale. Grazie, ti vedo tanto. Io pure, ci serve. Ciao! Scusami, Green Pass, scusami, alziamo un attimino il livello di questa cosa. Allora, ragazzi, restate incollati sul televisore perché tra pochissimo andrà in onda la seconda puntata di Sicilia Cabaret. Sarà una bomba. Infatti io corro subito e mi va bene un po' il sasso. Questa aspetta, però lo dobbiamo dire, questa è un'edizione. Sta iniziando, Sta iniziando. Salutiamo anche la squaglia. La scoglia? È bellissimo! Scusate. Salutiamo che la scoglia. È bellissimo! Insomma, carichi per questa serata. Ci vediamo tra poco. Sicilia Cabaret. Mauri J. Mac, let's go! Signore e signori, da questo preciso momento siete pregati di spegnere i vostri cellulari. Sta per iniziare un programma dalle risate esilaranti. Presenta Matranga e Minafo. Vi diamo il benvenuto a Sicilia Cabaret! Tutti sugli attenti, siamo ritornati. Più forti di prima, siete circondati dai big della comicità. Tormentori di risate tipo ridi così tanto che ti manca respiro. Questo nuovo super show è superlativo. Ci mancava così tanto come un breve estivo. E adesso che siamo tornati in su quel biscottino, gentilmente tutte sulle mani, da sinistra a destra, pure sui divani. Non importa dove sei, se stai con noi. Sentirai cantare e ridere, ritorna insieme a te. Adesso che c'è Sicilia Cabaret, tic tac, comincia a raffica, voglia di ridere. Adesso che c'è Sicilia Cabaret. Mamma mia! Buonasera a tutti e benvenuti a Sicilia Cabaret Off! Bellissimo, bellissimo. Quante novità quest'anno! Sì, un format tutto nuovo con una scenografia tutta nuova. E non solo, anche i contenuti. Quest'anno apriamo le porte alla musica. Infatti un sacco di artisti emergenti verranno sul palco più famoso per la comicità a portare dei pezzi inediti che insieme a dei coach cercheremo di portare, di far crescere fino a produrre un brano o addirittura un video. Esatto, ma non solo, anche comici nuovi mai visti in TV. Ma anche i veterani che porteranno dei pezzi inediti. Esatto. Ma le novità non sono solamente nei contenuti, ma soprattutto nella conduzione. No, di nuovo, Tony. Come di nuovo? Di nuovo l'hai chiamata questa qua. Capito? Lei farà 10 puntate con noi. Quanto? 10 puntate. 10 puntate questa qua non ha fottuto. Ma che si può? Perché vai in competizione? Ma Io non non sei vado in contento competizione. che siamo ritornati in TV? Un sacco. Non sei contento che c'è un sacco di gente a teatro? Un sacco. Non sei contento che ci affiancano persone valide? Un sacco. Allora sei contento che c'è Cristi Peruso? No, datemi un sacco, che a me tu da rinza, la spedition non ne viene. Cristi Peruso! Ciao Vivani, buonasera! Buonasera, grazie! Thank you! La nostra co-conduttrice Grazie! siculo-americana che viene da Misil May. Si vede già dal pubblico che piace agli uomini, ma posso assicurarvi che piacerà anche alle donne. Oh, Tony, non lo so, però sono molto felice di essere rientrata qui e stare con voi, ma soprattutto per lavorare con te, Ma pure Tony. io sono contento di lavorare con Sì. te. Contentissimo. Ah, ci sei di nuovo! Sì, io lavoro qui. Vero? Dai ragazzi, non lo incentivate per favore perché è un cretino. Dai, per favore.
è vero, perché Tony mi ha detto che c'è una spalla in conduzione. Gli hai detto che io sono una spalla, Tony? Minafò, mi conosci da 10 anni, potrei mai utilizzare parole come spalla per descriverti. Massimo tibia, femore, Fai pure il ginocchio. cretino. Ma sì, perché tu sei piccolo. Infatti, mi ricordi di quel personaggio dei film? Sì, Sid dell'era glaciale. Il E bradipo. lui! È uguale! Identico. Allora, Te! intanto... non fare il cretino, tu. Beduzza, senti, allora io ho preso informazioni su di te. Sì. Allora, i tuoi genitori vengono dal Bronx. Questo è vero. Tua nonna è campana. Ah. Sì. Tu hai vissuto a Milano, ma vuoi dire che cosa c'è di siciliano? Ha detto Tony, sono di origine di Misilmeri, uno che sta a Misilmeri, di origini Misilmeri e di Misilmeri. E allora io che sono stato a Venezia e ci sono passato per vacanza, che sono gondoliere? No, non è vero, perché non è vero, perché non sei mai stato a Creta eppure sei un cretino. Scimonito che sei, scimonito che sei. E poi chi ama la Sicilia è siciliano. Noi siamo una grande città che accoglie tutti. Sì, tu stai diventando come un sindaco, gli faccio trasere a tutti, Ma faccio trasere. quale Avete sarebbe chi il sei? problema? Questo Devi è il essere problema. ospitale. Lui mi sembra muro e muro con ospedale. Fa pure le battute, non lo so, vuoi fare pure la comica a questo mio? No, io vuoi fare la comica? Ma mi hanno scritto le battute, le vuoi sentire? sentiamo. Ok, lo faccio io. Vai. Ok, il primo va così. Tony, ti devi agallare. Bellissimo, questo è bellissimo. Ti è Questo lo piaciuto? possiamo fare vedere a Made in Sud. Lo facciamo insieme. Ok, buona idea. agallare. Ok, buona idea. Battuta. Oh, ma devi sentire il secondo. Fa così. Quanto? Questa è questa è bella, questa io mia. ti dico delle cose No, che tipo raga. un numero grosso e tu mi dici Buona idea, buona Abbiamo idea. fatto poco fa. Ma adesso c'è l'ultimo, che ancora non ho capito molto bene, però vi faccio vedere. Fa così. Inzuppa biscottino. Me lo fai di nuovo, per favore? Questo? Dito, si fa così? Oh. È la prima volta che mi emoziono davanti a questo gesto. Grazie, Tony. Oh, mettiti qua, tranquillo, non ti ok, preoccupare. va bene, ok. Tony, ti stai facendo abbindolare da questa qua? Tony, vedi che questa qua poi si infila a casa tutti fottuti, piccoli. Che cazzo perché ti provo? Tony, come va a campare io tu? Che c'entri tu con i miei soldi? No, con io c'entro e come, Tony? Ma no, che non mi sta C'entro bene. e come, Tony, se a questa qua gli levi le levi le gambe, le levi le tette, le levi la faccia, cosa ti resta? Tu mi riesci, me la fa. Allora ammazza, Tony. E ora mi mai niente. Ora è arrivato il momento della scelta. O me o lei. Mi dispiace, caro Cristi. Avrei voluto recitare con te, presentare con te questa edizione di Sicilia Cabaret. Tony, cosa dici? Ma se devo scegliere fra te e il mio compagno artistico, io sceglierò sempre lui. Tu sei la neve, lui rimane sempre il sole. Amica mia. Maria, la nostra canzone. Che romanticone. È veramente un peccato. Lo so, ma l'amore è l'amore. No, perché c'era una cosa che volevo imparare da te. Che cosa? Inzuppare il biscottino. Ma non si può fare, Cristi, non si può fare perché ormai siamo io e mia fo. E quindi a volte l'amore... Aspetta un minuto, tu hai preso la tua decisione. In che senso? No, per dire, cioè... Che senso? No, cioè, perché io non posso scegliere, io tra te e Tony. Dico, scegliere tra te e mia moglie. Come c'entra tua moglie che è qua, tra l'altro? Tra te e te. Che cosa, scusa? Tra te e Federica. Ma chi è Federica? Naturalmente, Beduzza, io devo scegliere Tony. Ecco. No, Tony, capiscimi. Io scelgo lei. È normale. Grazie. 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 Quindi finalmente mi potresti insegnare come inzuppare il biscottino. Ma io ti inforno il polpentone, ti libero il gabbiano, ti conficco l'ombellone, ti incolle nel pistillo. Come dicevamo poc'anzi, Sicilia Cabaret
offre tante novità, fra cui la musica. Infatti degli artisti emergenti porteranno dei pezzi inediti insieme a dei coach che adesso vi presenterò. Proveremo a portare avanti questi progetti fino alla realizzazione di un singolo e, perché no, di un video. Cominciamo subito da un amico, un volto famoso nel panorama siciliano, famoso soprattutto a Palermo perché conduce una trasmissione molto seguita. Lui è un intenditore di musica, pensate, anche un'orchestra tutta sua, è Massimo Minutella. Buonasera a tutti, ciao Sicilia Cabaret, hi everybody, come direbbe. Adesso è arrivato il momento di una donna con una voce straordinaria, reduce appena adesso da un tour a New York, ha vinto All Together Now, è un orgoglio siciliano, Daria Biancardi. Buonasera, buonasera, felice di essere qua, buonasera. Nel nostro salottino abbiamo anche due producer, così che si dice, due artisti che stanno arrivando da Amsterdam, dove la loro musica è famosissima, sono palermitani, Giovanni Mangiapane e Giuseppe Loiacono, in arte i Marnage. Ciao a tutti. Bene ragazzi, adesso ascolteremo alcuni degli artisti più bravi che abbiamo trovato nell'underground della musica siciliana. Cristi ci presenta la prima. La prima cantante stasera è giovanissima, ha solo 19 anni, ma ha già fatto amici. Lei si chiama Alice Alagna e canta la sua canzone Bolla. Facciamo un grandissimo applauso per Alice! E tu quest'ansia addosso, col batti forte sul polso, con l'aria che si mischia a nulla, che durante la notte si annulla. E tu che vuoi uscire, ma io mi sento sprofondare. Ti chiedo solo di capire, anche se fa male. Mi sento in una bolla, soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla. E sono in una bolla, mi sento in una bolla, soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla. E sono in una bolla e gli occhi puntati addosso mi inseguono e non li sopporto. Vorrei solo sparire, non avete niente da dire. E tu che vuoi dormire, ma solo sveglia riesco a stare con dei pensieri chiusi a chiave che non riesco a gestire. Mi sento in una bolla, soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla. E sono in una bolla, mi sento in una bolla, soffocata dai pensieri ed il corpo che barcolla. E sono in una bolla, se scappia e scivolo nell'oscurità con un brivido, sguardo impavido, sono in bilico tra la morte e la felicità, tra la morte e la felicità. Alice, a questo brano inedito adesso non faremo altro che apportare qualche piccola modifica. Puoi scegliere due dei consigli, dei 3 consigli che ti daranno i ragazzi. Cominciamo da chi? Decidi tu? Non lo so, da Massimo. Insomma, allora abbiamo ascoltato bene il tuo testo, no? Tu Sì. racconti di questa bolla
Però sei così giovane, no? Però nella bolla parli di cose che insomma non sono proprio attinenti alla tua età. Posso chiederti perché hai scritto questa canzone? L'idea di bolla mi è venuta perché avevo bisogno di rappresentare sotto forma di musica ciò che sentivo durante un attacco d'ansia e quindi ho provato a capire tutte quelle sensazioni che si hanno durante un attacco d'ansia, quindi come mai non è messo le cose, non succede mai tipo buttarsi dal balcone? Tipo buttarsi, sì, effettivamente, vabbè, c'è una parte molto tragica, la morte e la felicità è troppo tragica. Guarda, prima o poi dovrai scrivere una canzone, no, sul momento introspettivo che Mina Fo ha quando si guarda allo specchio. Non è facile. No, scherzi a parte. Allora, qualcosa da aggiungere a questo brano, da togliere? Allora, sinceramente, da togliere nulla, da aggiungere certamente qualche arrangiamento, no? Magari provarlo a renderlo un po' più pop. Magari, ecco, su una parte immaginavo potessero entrare degli archi, no? Quindi dei violini, delle viole. Dei violini. Esatto, Okay, delle viole, il brano. okay. E Degli archi, poi, sì, e poi il tuo look. Sei talmente giovane, sei talmente carina che secondo me per l'età che hai dovresti esplodere di gioia con i colori. Questo te lo dico come consiglio. Questo fucsia sparato non... No, ancora di più. Daria! Un pugno nell'occhio. Ancora di più. Allora, io mi emoziono sempre quando vedo ragazze così giovani esibirsi e cantare così bene, cantare dai. così bene e soprattutto portare sul palco la loro emozione, che è la loro arte, proprio quello che riescono a scrivere. Io non essendo un'autrice, francamente quando sento queste cose veramente mi emoziono molto, quindi io intanto ti faccio i complimenti. Grazie. Tu il tuo brano chiaramente non lo puoi cantare meglio di così perché è tuo, quindi va bene già così. Potrei avere un'idea che è quella di un'armonizzazione vocale. Ok, le controvoci magari. Esattamente, questo. Ok, Sì. Marnegi? Scusa, Sono un'ultima d'accordo. domanda. Non c'è più tempo. Basta. Marnegi? Allora, innanzitutto... Mica è il c'hai Minutella, ragione, che ne so, io Pazzanca. però volevo conoscere. No, la Madrid. Innanzitutto complimenti per la voce, bellissima. Grazie mille. Bellissimo anche il testo. Per questo tipo di musica ci sta alla perfezione un piano, però proverei ad aggiungere appunto qualche strumento orchestrale, armonie con la voce. Non so se Giuseppe è anche d'accordo su questa cosa qui. Sì, sono d'accordo anche io con Giovanni e anche con Massimo, perché secondo me dei violini si sposano alla perfezione con il tuo brano. Complimenti comunque. Va bene. Anche alla Grazie, voce. grazie. Quindi praticamente sembrano due i suggerimenti, le idee, quindi degli archi e controvoci. Puoi decidere anche di non accettarne uno. Che vuoi fare? No, entrambi. Entrambi. Perché nella mia Quindi idea la c'è- prossima volta che ascolteremo Alice, l'ascolteremo con questi suggerimenti e con queste idee. Aspetta Alice, perché forse non è finita, c'è qualcun altro. No, io non avevo nessun altro. Lei è? Scusi? Salve. Sì? Buonasera. Chi è lei? Sono il fratello della Maionchi. Mara? Amaro Maionchi. Comunque per me è no. Ma no, chi è Alice? No, lei è stata bravissima, per carità, sto cazzo di sgabello. Chi è no? No, la conduttrice di... La tua semina fuori in merda. No, per me no la conduttrice. Non stiamo giudicando la conduttrice. Secondo me questo format, visto che me lo chiede, ha bisogno di una figura importante, tipo Mina Fo. Ma ti rendi conto? Perché avrebbe bisogno di Mina Fo? Potrebbe dare un tono maggiore, gli date più spazio, gli date più responsabilità e gli date anche più soldi. Se li merita. No, allora questo perché... ragazzo va aiutato. No, perché dobbiamo spiegare al pubblico, perché la gente sta pensando che Mina Fo l'abbiamo fatto fuori. Allora, Mina Fo dobbiamo spiegare alla gente che non viene mai alle prove, si inventa sempre una scusa per i suoi ritardi. Ma dobbiamo aiutarlo perché lui, poverino, passa le giornate alla Sisal a giocare le bollette e a ubriacarsi di passito con gli amici. Avete visto? Fanno queste cose. Allora noi abbiamo bisogno di lavorare e l'editore ha detto portate un'altra conduttrice e io sono disposto a proporre all'editore di far rientrare Mina Fo, ma Mina Fo si è svegliare alle 7:30 come noi, non deve dare a pausa pranzo e deve lavorare 18 ore al giorno. Quanto? Non è una risposta di Amaro Maion. E allora per me è sì. Ah, lo fa? No, per me è Sisal, si continua con le bollette e poi si... Pubblicità!
Cabaret. Bentornati! Si comincia con il blocco di Sicilia Cabaret, la comicità di personaggio territoriale, accompagnata da costume, parrucche e quest'anno con un po' di siculo americano. Sì, questo è vero, Tony. Ci sono tantissimi sicilo-americani che ci guardano da casa, ma stasera ho portato con me 2 sicilo-americani qua. Loro fanno un momento di fitness e questo è Giovanna e Tracy! Eccola! Ciao Ciao! Botta di sole! Mi vedo in forma! Oh, grazie! Come stai, zia Caterina? Scasso sempre cabasissi. Che Maria! Dai, picciati! Smuoviamo questo corpo facendo antica di fitness! Ma aspetta, dove è Tracy? Ancora fuori! Tracy! Allora! Ti fotti anche il tavolo con tutti i piedi? Mi fai schifo! L'unico che si curca con te è il cucciolo di Boboncino? In toiletta non si curcano manco i cani! Come on! Andiamo a lavorare su tonicità di parte di corpo inferiore. Ok, Tracy? Yeah! Andiamo a lavorare? Andiamo! Dai, facciamo un culo tanto così! Yeah, facciamoci un culo così a questo porco bastardo! Ma capisci, cretina! Primo esercizio, squat. Limitiamo con cosci larghi e cominciamo a fare così. Non penso che a un maschio di Sicilia piace cosci compitusi con, come dicete in Sicilia, esterno di arancia. Scocci! Yeah! Scocci d'arancia di Sicilia sono bella pizzate all'arbole, no pizzate cosci. Che faccia di porco che hai, eh? Movimento è come se deve fare pipì in cesso pubblico. Cioè, zittana di toforo, che fai? In cesso pubblico non c'è chiave di porta! Ok, basta cucchiugnare. Prossimo esercizio. Affondi. Ne giochiamo una volta di gamba destra. Yeah. E una volta di gamba sinistra. Così. Come dicete in Sicilia, affondi? Anniati! Siamo sicuri? Yeah! Anniati, tu grandissimo porco schifoso bastardo! Schifo che fai! Zittana di tesoro! Devi essere politically correct! Come dicete in Sicilia, politically correct? Un fare sasso! Lavoro di esercizio, tupata! Senti come brucia grassi? Yeah? Come dicete in Sicilia, brucia grassi? Arrusti salsiccia! Yeah! Arrusti salsiccia! Arrusti salsiccia! Arrusti salsiccia! Provate anche voi questo allenamento! Allenamento! Che fa bene a muscoli di corpo! Di corpo! E a testa! A questa testa di me! Tana di tesoro! Perché come dicevano gli antichi, mensana... In corpo di sangue! Ne verremo posteggio noi due! Sì. Giovanna e Tracy! Che bello vedere il teatro pieno! Teatro pieno! E che bello essere riusciti a ritornare, ma tanto comunque c'era il Super Green Pass che ci faceva entrare ovunque. Ma avete chiamato? No, dico... Ma avete chiamato? Sì, ma lei chi è? Il Super Green Pass! Vuoi evitare che ti salti la serata al cinema? C'è il Super Green Pass! Vuoi evitare che ti salti la festa in discoteca? C'è il Super Green Pass! Vuoi evitare che ti salti la casa? C'è il Super Green Pass! No, è Chiaro Gas! Cioè, effettivamente. Che c'entra lei con questa cosa?
E chiudo cazzo, se no te scoppiano tutte cose. Che c'è? No, te scoppia tutte. A mio cugino l'altra volta ci è scoppiata tutta la casa, proprio distrutta, demolita, perché si è scordato il gas addomato. Mamma mia, una cosa bruttissima, cioè, veramente, cioè, proprio brutto, cioè, una casa che scoppia così. Però anzi, io ci finì buona. Cioè, ci scoppia casa e ci fai buono. C'era so giririncia. E sta lì bitto! Immagini! E sta lì bitto! Allora, è libertà. È diventato un uomo libero questo. Sì, è diventato un uomo libero. Sta lì bitto! Devo capire, stavo spiegando. Un uomo libero! Abbiamo capito! Andiamo avanti, andiamo avanti! Vai, dai, forza! Cos'è? Che succede? Che succede? Non lo so. Oddio! Oh mio Dio! Silenzio! Mamma mia, che paura! Lo so, mi succede sempre a me. Cioè, dopo 10 anni mi succede tutti i giorni. Ma si mette a piano. Vi odio tutti in fila. Ciao. 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 Ciao Tony. Ciao. Ciao Manuele. Ciao. Sì. Vengo da un posto terribile. Mamma mia. Dove gli esseri umani attendono in fila il proprio destino. Dio, all'inferno, al purgatorio. No, a fila putampone. Effettivamente. Silenzio! Sì, parlare. Perché voi non sapete da quale luogo terribile vengo io, che lavoro terribile faccio. Dio, che lavoro terribile fa. Squarta le persone. Uccide la gente. Io ogni domenica sera giro per la città con 2 uomini appesi a un camion. Ah, li tortura. Ti fa cadere così tutti così. No, arrivo chiamavo Monnezza. Ci potevo arrivare. Lavoro brutto, eh? Voglio fare un gioco con voi. Sì. Oh mio Dio, che gioco. Vediamo, ce l'ho. Qual è il colmo per un mango? Non lo so. E mango io. No, guarda, pure la gente l'aveva chiusa. No, non c'è bisogno di fare questo. E allora? È la cosa più terribile che abbiamo sentito fino adesso. Compreso Minafò che cantava. E allora come sono andato? Una merda è andato. E allora sapete che vi dico? Che ci dice? Che ci uccide. Che ci squarta! No, guarda, ricordiamo Monnezza. Vada. Forza. Il salvote è bravo. Andiamo avanti, un bel momento. Sì, up. un momento up, un momento di un artista, la musica ne fa da protagonista, facciamolo entrare, il nostro cantante di successo. Sì. A lei. Momento up. Bello. Ma mischino via. Ed è la prima volta che non stanno parlando di Minafò. Grazie. Vai. Una vita d'ambulante, non si venne proprio niente. Una coca, un'aranciata e comincia mala innata. Te la accattare una cosa? No, non so. Che sa portare a casa che sto là. Proprio un tipo. Hai capito? Una vita d'ambulante, stando attento alla volante. Perché se non ci stai a cura poi mi porta una questura. Lei si mette il re. Ma non lo conosce per farmi levare sto vibe. Non lo so, cioè. Ma adesso che stare il sindaco. Una vita d'ambulante con dei compiti precisi. Se tu vendi il cocco a me ma tocca vennero che notto. Non so vecchio noto. Anni 80. No, perché hanno queste regole da praticare. Una vita d'ambulante, tutto il giorno sulla spiaggia, scottature sulla pelle, la sabbia tra le felle. Perché se mi vuole levare una vita da mediano! Quale vita da mediano? Ti sei proprio una vita di merda! Hai ragione! Perché non è che si può continuare così, compare, non si può continuare così, bisogna fare i soldi. Bisogna fare i soldi. Infatti io sono stato in Francia e ho visto che in Francia usano... Sono in Francia? Sono stato in Francia. Quando ci sei stato? Su Google Earth ci sei stato in Francia? Ma sono nasciuto a casa. Fidati che ma no, Viale Francia. Perché? Tu al Viale Francia è più facile che sei stato. Allora spieghiamo perché non il Viale Francia è un posto dove si appartano le coppiette. Non credo che lui ci sia mai stato. Ma c'è pure chi gli piace guardare. Quindi, però questa volta sono stato in Francia. E che hai fatto in Viale Francia?
Sono stato in Francia, ho visto questi oggetti che hanno loro gli oggetti comuni nostri, li usano in un altro modo. Io ho pensato, ce li portiamo a Palermo, li mettiamo a Sicilia Cabaret, mettiamo bello messaggio promozionale e facciamo i piccioli. Questa è una bella idea, vediamo. Hai visto? Facciamo entrare il venditore Jean-Claude direttamente dalla Francia. Mais bonsoir, bienvenue. Enchanté, piacere, mi chiamo Jean-Claude, sono francese, vengo da Parigi, la belle Parigi. Tu conosci Parigi? Certo, conosci Parigi. È fanghetton. Sì. Ma sono qua, Gisì là, perché ho portato degli oggetti che voi non avete in Italia, sono degli oggetti che abbiamo solamente in Francia. Solo in Mais Francia, attention, solo in Francia. me voilà, tale che shake. Un phon. Mai visto. Mais no, mon canavazzon. Ma come canavazzon a me? Questo che vedi è la tecnologia, questo è il futuro, questo si chiama l'Extreme Trainer Plus, perché se ci dobbiamo preparare per l'estate, non vogliamo spendere i piccioli per la palestra, cosa facciamo? Ci mettiamo in posizione e quando siamo davanti allo specchio, perché non ne possiamo tagliare, ci mettiamo davanti allo specchio, attenzione, me voilà. Bellissimo! Bello e bravo. Attenzione, Non solo. perché ti vuoi mettere in forma, Vuoi uscire con le ragazze? Fanghetton. Ma perché sarebbe- Attenzione, ci mettiamo in posizione, attenzione perché vai a allungarci un po', ti vai a allungare un po', guarda un champignon, attenzione, te parti, me voilà. Hai capito? Ti fai gli esercizi pure, ma non solo. Ma attenzione, per tutte quelle volte, per tutte quelle serate, dopo tanto sport, sei stanco, sei stressato e vuoi un massaggio, per te c'è l'accessorio Federic. Grande accessorio Federica. Era Mu5. Che schifo. Allora signori, compratelo tutti per la maison. Sì, bellissimo. Ci deve chiamare per queste cose. Chiamate. Oh, voilà. Già siamo pronti per il mercato, siamo pronti. Hai visto? Oui, alors, oui, tout de suite, bien sûr, voilà, sì, oui, voilà. Quanti pezzi abbiamo venduto? Ma quando mai mia moglie che ti ficcia dolce bolufono. Voilà, ciao. Me voilà. Massimo, l'unica cosa carina è che anche tu potresti usare finalmente il phon. Io che chiamavo, poi ho È la prima volta che potevi usare il phon. Va bene, ma andiamo avanti. Forza, andiamo avanti con la nostra scaletta. Speriamo di avere pezzi un po' più alti. Sì, speriamo che entri qualcuno. Vabbè, cambiamo, dai, andiamo avanti. Dai. Il prossimo è morto. Preparate le vostre anime, perché verrà il momento del fuoco e delle fiamme. Ma mi raccomando, la fiamma deve essere regolata al minimo, perché altrimenti il soffritto a pizza e la curcuma deve essere usata con moderazione nel risotto. Che è? Ma da scacciare i libra! Siamo stati noi! Ma se lei manco riesce a... Ti cacciano i libra! Ma lei perché non si prepara Ma prima? ricordate, Cosa? se la tua donna ti dà il massimo, si chiama amore. Se la tua donna si chiama Massimo, tira una nata cosa. Dai, forza, via! Se ne vada! Mirafo, ascolta, da quando sono arrivata in Sicilia ho preso un cucciolo. Ah, che bello! È un cane, è troppo bello. Quindi stasera ho chiamato qui il mio veterinario! Buonasera! Grazie per avermi invitato! Prego! Quindi hai preso un cucciolo! È vero! E i cuccioli sono sempre belli, sempre belli! Tranne in questo caso. Oh, amore! Però ha lo sguardo intelligente! questo Guarda, gli manca solo la parola! Io guardi che io parlo, Parla pure! Parla pure, tutto Che parlo. duci! Che duci, ma non ho capito. Monello! Monello, ho capito. Monello! Un po' Monello, sì. Ma che razza è, Monello? Non lo so. Ma scusa, quando torni a casa ti fa trovare la pipì ovunque? Questo sì. E le ciabatte mangiate? Anche. Allora ho capito che razza è. Quale? Uguino di razza. Oh. Monello! Aspetta, lei non mi deve offendere, lei non sa Monello! fare il suo mestiere, eccola questa è la Eppure, verità. maleducato! Un po' sì, ancora Ah, allora è un incrocio tra Quino di razza e Canimannara. Ma guarda un po', ma guarda che io non sono il suo cane, Ah, è un randaggio! Poverino si è perso! Eppure mi ha confuso perché lì c'ha il microchip, capito? Quindi giustamente. Dove? Lì, il microchip, guarda, lì, in mezzo alle gambe, il microchip. Non è il microchip questo. Ah, è la pinnuzza! Amore! Effettivamente il microchip è più grande! Ma come si permette? Non l'ho capito, arriva qua, mi dice il microchip, mi piglica per un Ora cane, lo devo come si dominare, permette? Ora sa chi è il maschio alfa! Questa volta non ho detto niente. Infatti stavolta era catarro.
sigari. Va bene, dottore, si vede che lei è molto preparato. Io ti devo Grazie. parlare del mio altro cucciolo, invece. È un pitbull, è troppo dolce. Aspetta, capisci. Lui si chiama Sirinello, ma quando lo chiamo non si gira. Come mai? È perché si vergogna, è normale, lo chiami Serenello, un cane. Guarda, vi faccio vedere. Serenello! Ma lui si è girato. Vabbè, questo faccio un saffronte niente. Se ne va. Comunque, Cristi, visto che viaggi tanto, sai che c'è una compagnia siciliana low cost che fa biglietti di sola andata, così te ne vai, va, così bello presto presto. Shuri Shuri Airlines. Signore e signori, viaggiate sicuri con Ciuri Ciuri Airlines. Buonasera signori e un benvenuto dalla compagnia Ciuri Ciuri, la prima compagnia low cost siciliana dove è possibile acquistare il biglietto con il reddito di cittadinanza. Adesso la mia collega vi farà la traduzione nella vostra lingua. E allora, picciotti, siate attenti a quello che diciamo, colleghi. State tutti seduti, il primo che crea problema attacchiamo nell'ala. Se tra di voi ci fosse qualcuno che sa pilotare un aereo, è pregato di comunicarcelo. Il pilota purtroppo si miaco come una scimmia e sta ballando con le fuori. Attenzione, abbiamo avuto un guasto al motore, siamo costretti ad un atterraggio in mare. Se volete potete acquistare i nostri costumi collezione primavera-estate, però andate a fare bello presto. Adesso, come di consueto, incoraggiamo i nostri piloti. Sant'Angelica! Speriamo che non si blocca l'elica. San Bonifacio! Speriamo che chiama Racio. San Marcello! Speriamo che si rapo Carrello. E ovviamente vi ringraziamo per aver scelto la compagnia Ciuri Ciuri. S'arrivamo, sapu signore! Tutte le categorie professionali hanno avuto problemi, non c'è una categoria professionale che con questa pandemia non ha sofferto. E l'altro giorno mi chiedevo, ma i supereroi come hanno fatto ad uscire da questo baratro? Ce ne parla il supereroe siciliano di Sicilia Cabaret, Batman. Vediamo che fine ha fatto. Joker, fai tranquillamente della pena, tanto processo, tanto per noi. Che fa l'avvocato? Eh sì, almeno mi sbrutto il diploma, il ragioniere. Ma come va a fare l'avvocato con un diploma di ragioniere? Guardi, se per questo in Italia si hanno visto pure chirurghi con l'attestato, i salomeari. Ha sempre la sua logica. Comunque, sa, questo lavoro va talmente bene che sono certo che raggiungerò il mio obiettivo. E qual è il suo obiettivo? Guadagnare tanti soldi, così finalmente ci posso fare assicurazione. A Battamorte. Chissà quanto costa l'assicurazione alla Battamorte. Tanto, tantissimo. Comunque, vi racconto un aneddoto. Ci racconti. Ho difeso un criminale che ha fatto una rapina. Ok. Gli ho chiesto 3.000 euro e gli ho detto che al massimo ci faceva varare 6 mesi. E invece gli hanno dato? S'ammoccò 6 anni. Il massimo della pena. Sì, però per gli altri 2 anni e mezzo di differenza non ci domandavo manco un euro. E perché avrebbe dovuto domandare altri soldi? Guardi, mi deve pure ringraziare perché in 3 anni ha risparmiato affitto di casa, luce, acqua, telefono e non solo. 3 anni di spese di bombola, niente da fare. La logica c'è tutta. Però lui giustamente è preoccupato perché pensa che quando finirà il carcere poi sa chi a cercare un travaglio. Certo. Ma io ho non troverà mai un lavoro. Io ho detto guarda, stai tranquillo, intanto fatti 7 anni campato. E poi che fai? Appena esce va a fattere questa nauta rapida. Ma che consigli dà? Perché? Guardi, signor Matranga, io gli faccio dare gratis Napoli Ruanne, così sommati a quelli 3 precedenti, a cucchia 5 anni. E che se ne fa di 5 anni di carcere? In Italia si sa, con 5 anni cadere anche per spade, poi aspetta come minimo posto a regione. Questo è stand up. Adesso che c'è Sicilia Cabaret. E bentornati everybody a Sicilia Cabaret Off. Torniamo alla musica, la nostra seconda cantante stasera si chiama Rosaria Aiello, lei viene di provincia di Palermo e canta la sua canzone La mia buona strada. Facciamo un grandissimo applauso a Rosaria! Voglio diventare ma senza mai partire.
guardando il fuoco artificiale. Un'anima che ha vinto ogni guerra, ma guarda questa sera che fortuna, togliamo la faccia della vita. Della campana, con due ali aperte contro il vento, che più è forte più saliamo in alto. Dammi la tua mano, non facciamo a meno di toccare il cielo. Ma guarda questa senza fortuna, la mia vita è da sia la mia buona strada. Buonasera a tutti. Ciao Rosario. Sai come funziona? Dobbiamo partire da qualcuno, scegli tu da chi partire. Daria. A me la tua canzone piace, l'hai scritta tu, giusto? Sì, l'ho scritta io. Quindi complimenti. Grazie. Io penso che forse avresti bisogno magari di fare un po' più di pratica di palco, ecco, ti ho visto un po' emozionata proprio diciamo, nell'approccio del pubblico. Vabbè, quindi un po' più di carica sul palco. Sì, esatto, magari Sì, un po' più di tranquillità. sì, il mio consiglio è questo, di cantare sempre per loro. Ok. È questo, quindi guardarli sempre. Va bene. Ecco. Massimo? Grazie. Allora, il brano è bello, però per il mio modo di concepire la musica adesso lo trovo un po' datato, quindi io proverei a ringiovanirlo ancora di più, magari nell'inciso, che ci sono due professionisti, proverei a inserire una parte di improvvisazione trap da parte di qualcuno con cui collabori, se hai un amico quindi che dici fa un featuring con qualcuno, featuring con un po' di rap in una parte più. dell'inciso, puoi inserire un po' di rap con un freestyle e poi rientri tu con la buona strada. Bella idea, frase. Giovanni e Giuseppe. Grazie. Allora, innanzitutto, bellissima canzone, complimenti, bellissimo il testo. Qualche piccola variazione a livello di accordi, perché per tutta la traccia ho sentito lo stesso giro di accordi, magari qualche piccola variazione e appunto, come ha detto Massimo, una collaborazione potrebbe aiutare anche a dare quel cambiamento durante la traccia. Sì, allora diciamo che ormai hanno detto tutto loro, però possiamo comunque ancora aggiungere qualcosa nel brano per renderlo, appunto, come diceva Massimo, più moderno, quindi suoni più attuali. Potremmo fare appunto una collaborazione tipo Shade e, come si chiama la canzone? Non mi ricordo. E Annalisa. Potrebbe essere... questa è una roba molto importante, perché tu sai benissimo che anche nelle scorse puntate, poi nelle prossime puntate ci saranno una miriade di ragazzi, abbiamo proprio un underground di ragazzi che fanno musica rap. Quindi se tu sei veramente interessata a un featuring, vediamo chi dei ragazzi insomma ci sta e proviamo. Se ti va. Quindi, sì, intanto devi scegliere tu due idee tra queste. Allora, due idee. Allora, innanzitutto colgo il consiglio di Daria, quindi di lavorare sulla parte del palco, magari più sulle telecamere, magari sull'impatto. E poi l'idea di avere comunque un'altra, di aggiungere, sì, esatto. Non è male come idea. Quindi vediamo chi nelle prossime puntate, poi insomma lo vedremo nei prossimi video, quindi questo potrebbe essere il futuro di questo pezzo, ci piacerebbe. Dai. Rosaria, dai. Grazie. Scusami un attimo, ferma, perché io veramente... Chi è questa? No ragazzi, dai, è una buffonata questa, è il solito cretino. No, glielo date. Sì. Chi è lei, scusi? Prova.
Sì, funziona il microfono. Prova. Cioè, funziona o non funziona? No, io mi chiamo proprio prova. Cioè? Salvatore Prova per gli amici Sasà. Allora, io vorrei produrre. Ah, veramente? Veramente, Rosaria? Fermi tutti perché qua cambia tutto. Vuoi produrre Rosaria? No, Minafò. Secondo me tutti voi ci dovreste pensare a produrre Minafò, a dare dei soldi pure lei. Secondo me. Ti produco io. Sì, lo produce lei, perché col suo viso Minafò io scriverei una musica rilassante, una musica stimolante. Una musica che fa cagare. Prova. Ce la dà. Non gli fate nessun applauso perché non c'è niente di schio buffone, neanche scrive. Grazie Rosaria. Grazie Rosaria. Cristi, si continua con la comicità. Ogni giorno che sono qui in Sicilia mi affeziono sempre di più di nostra isola, però mi affeziono anche delle leggende di nostra isola e soprattutto le leggende dei nostri amici, i Quattro Augusti. Signori e signori, ecco a voi la leggenda della frutta martorana. Si narra che intorno all'anno 1200 a Palermo, nel monastero della Martorana, viveva un gruppo di suore. Tu sei la mia vita, altro io no. E volano farfalle, non sto più nella pelle. Suor Lisa, dobbiamo cantare le canzoni dei santi. E chi sei di San Giovanni? Ah, via! E volano farfalle. Le suore curavano i frutti del giardino del monastero, che era riconosciuto in tutta la città per la sua bellezza. Suor Mimma, ma levami una curiosità. Suo albero avrò anni con fa frutti, eppure io abbia ogni giorno. Ma tu che ci chiantai? I fasuoli. Disgraziata, perché i fasoli pesce non all'albero, i cocozzi ci chiantare. Ma non è periodo! Ah, fammici pensare, a noi che ne manca. L'albero di banane. Suor Lisa! Le suore! Un giorno al monastero arrivò una notizia inaspettata. Sorelle, ho una notizia inaspettata da darvi. Il re ha saputo della bellezza del nostro giardino. Ha saputo della bellezza del nostro giardino. E ha deciso narratore, ma fai venire a me a casa ci chiede che tu che dire. Non l'ho capito, ma un po' di rispetto. Io sono la madre superiora. Aspetta, ora chi l'ha deciso che lei è la madre superiora? Perché ti sei a pian terreno? Io sono primo piano. Quando è sua, è sua. Scusasse, ma allora una terrazza cuccissa. Oh papa. Quando è sua, è sua. Avete sentito? Vuole venire a vedere con i suoi occhi la bellezza dei nostri frutti. Sta arrivando il re. Siete contente? Hip hip, urrè! Allora, facciamo una cosa, guardi, e ti fa sistemare un iaidino, che io mi fa sistemare. La visita però fu fatta in pieno autunno, per il giorno di ogni santi, quando gli alberi sono privi di ogni frutto. Suor Lisa, c'è un problema e sta venendo un re. Ora tu cristiano sapete che avevamo alberi troppo belli, chi si suba accanto non è malafiora. Suor Mimma, non ti preoccupare, già c'ho un'idea. Ora lo pigliamo per fisso. Ecco, amo. Allora, ieri pomeriggio, non avendo niente da fare, perché mi finivo uomini e donne, ho preparato un dolce a base di pasta di mandorle e miele. E come te viene? Moddo. E siccome è moddo, si può modellare. Perché faceva modella? No, l'istituto d'arte. E allora, siccome sono brava, li possiamo fare a forma di frutti, e tinciamo e appezziamo all'albero. Maria, chi ste so pensate? Noi candite no panettone. Ma chi ha per noi ci deve duchema gialla? Le suore, quindi con un escamotage, camuffarono il loro giardino per renderlo bello e rigoglioso, degno della sua fama. Allora, nel suo albero ci mettiamo i pere, i mele, i fragoli e i kiwi. Ma il suo albero viene da Macedonia. Quando è sua, è sua. Finalmente arrivò il giorno tanto atteso della visita del sovrano.
Arrivò un Ray Cop. Suorlì, non mi fare male a figura. Signor Re di Coppo che va rispato non la so. Un cavallo, vuol dire la cavalla, anzi io sono venuto con tante cavalle, lo sai perché? Perché io sono ricco! È ricco! Allora un re denaro! Ah, ma possiante come parla! Ma poi italiano che biglietto! Ah, chi sta su mascolo, nome suo! In città non si fa altro che parlare della bellezza dei vostri frutti. A guardarli viene quasi voglia di assaggiarli. Così il re, incantato della bellezza dei frutti, ne prese uno e senza esitare un attimo lo assaggiò. Cribio! Ma è delizioso! Suorli sa ci piaci! Ci piaci io! Allora che fa? Gliela monna un'altra! E allora Monna Lisa, dai! Allora, visto che le è piaciuto, in onore vostro la chiameremo Paisa Reale! E allora, visto che ama il reale, fammelo una bella inguantiera che questa sera c'ho un festino! Ma un festino no, 15 luglio! Nido, ogni sera c'ho un festino! E fu così che da quel momento nei festini del re ci fu ricchezza, cavalle e la frutta martorana. E da lì nacque il detto: frutti, che un re perdona a tutti. I quattro gusti. Va bene, allora parliamo di categorie professionali che non sono crollate durante la pandemia, esatto. Anzi hanno avuto un'evoluzione. Sì, tipo i farmacisti. Buonasera. Te parlava la macchina che ci ho avuto terra, non ti sei. Ma 200 euro gliela lavo. Te pare no picca, te. Accatta pure te dai sei. Caruzze e cose. È così. Buonasera. Salve. Buonasera a tutti. Mi presento, io sono il dottor Corona, farmacista dal 1990. Dal 2020 tamponologo. Ma non è una cosa da io con i tamponi mi piaci i picci. E meno male, perché prima avevo una piccola farmacia, non vendevo quasi nulla, mi scadevano le medicine, in farmacia mi parava male, gli calle e mi pigliava io. Non è che mi pigliava a momento e va bene. Una volta mi scarica una pedanetta cheperina. Come è finita? Ogni volta che arrottava ci passava fra tutto quel tempo. Allora, per cortesia, posso capire che siamo arrabbiati con i farmacisti perché sono arricchiti, però c'è un minimo di decoro, esatto, il bottone. Il bottone, giusto, il bottone. Perché sto sentava tutto il suo cavo? Ma che fa? Ma si copra! Il bottone si copre. Si deve coprire. Non va accattato un pacchino di mentine perché in mucca te ne esce, papà. Ma dico, ma come ci travaglio con chi? Mamma mia! Allora, non dobbiamo scherzare, è un problema, la litosi è un problema, anzi, come posso risolvere questa cosa della litosi? Textere che la bocca chiusa. Dicevo, prima della pandemia, quando andavo a mare, la cabina me la facevo chi cascerà la frutta. Invece adesso? L'estate scorsa mi sono comprato una villa nel lago di Como. Bello! Ce la pago un conto a così. Al lago di Como? Così. Però ho un problema con il vicino, l'attore quello George Clooney. Appunto, sta quello che fa la pubblicità del caffè. Ogni volta che ruxiamo sa sizza, che si io la sarrabbia, che fate fumo, si infettano i robi che non ho idea. George Clooney che George Clooney. L'altra volta è venuto e dice, lo sai chi sono io? Lo guardate e dice, lo so chi sei tu. Picciotte, quanto siamo? Ci si fa mettere i caffè da non riesco. A George Clooney. Cioè George Clooney mi dice a me lo sai che sono io, ti faccio un pizzo di 100 euro pezzente. Ora vi lascio perché devo andare, vi lascio con il mio slogan: se un consulto medico buono vuoi avere, dal dottor Corona devi andare. Ma che non rispetto, sento... Sì, ma io faccio un farmacista che faccio un poeta. Buonasera. E Antonio Balistreri.
È bello perché sperimentiamo. Sì, è proprio un laboratorio live, è Sì, bello sì. questo. Questo è quello che questo. succedeva prima di Sicilia. Io quando vedo sta gente mi innervosisco. Avete a domani? No. No, non si può fumare qui dentro, cioè ci sono delle Ehi! Rilassati. Lascialo perdere. Ma voi lo sapete voi signori? Lo sappiamo benissimo. Io sono Claudione, un malanzeno del leone. Lo sappiamo. Che è? Non ci crede? No, ci credo. Ah, non ci crede? Ho detto che ci Detto che credo, ci ti giuro. A domandarci là chi dice stamattina. Stamattina stavo camminando con la macchina. È arrivato un incrocio, non si ferma il zoppo e mi piglia anch'ini. Pam! Poverino. E mi fa dice, ma che fai? Dice, mi finire avanti tutto insieme la coino. A me. Non ci vette più. Speravo fare a mano. No, dai. Scende pure la macchina. No. E scende pure Edo con un crick tanto. Con una mano teneva Edo. Con l'altra mano pigliava la penna e ci fece la constatazione amichevole. Perché sogno schedato di carattere. Ma che? Se sono scorreva non faceva mai ragione 100%, vai, state a calacca. Ma che? Poi io filmavo, se è domani mattina. Se senza mattina. Ti vedo ancora a canna a mezz'ora a girare con il suo fiattino tutto scassato. T'aleavo. E ti regalo un BMW di memocchiere, ti faccio pure un passaggio, tanto che non sa piglia mai. Perché quando impazzisco, un mascantino. Bravo! Questi sono i malandrini che vogliamo. E questo purtroppo è un momento brutto per Sicilia Cabaret, perché sapete benissimo che è un momento di elezioni, qua si stanno candidando tutti a sindaco, tutte le trasmissioni televisive fanno un'ospitata per recuperare qualche soldo, perché chissà come mai i soldi arrivano solo in questo momento, e anche Sicilia Cabaret si è passato. Vediamo chi è, speriamo che si tratti di una persona brava, di una persona degna di candidarsi a sindaco. Alle prossime elezioni a sindaco votate e facete votare Piero Denze! Ma veramente si candidano cani e porci, ragazzi. Piero Denze al tuo servizio e mammucco petalizio. Sì. Eccolo qua. E allora opposizione. Io non sono l'opposizione. Lei l'opposizione si mettesse a Agnone, perché ora tocca a me che devo fare il comizio, va bene? Facesse questo. E allora, carissimi amici di Palermo, dintorni e limitrofi, Vabbè. ho pugnalato la penna. Ho impugnato la penna. Tu impugnai la penna, tu che sei analfabeta, mazzitto di analfabeta, io l'ho impugnato la penna. Ho impugnalato la penna e confrontato il vocabbo brutto. Che cos'è il vocabbo brutto? E che donne ci sono scritte parole in italiano? Tu leggi la parola e leggi il significato. Quello è il vocabolario. No, l'ario è dialetto palermitano, se noi andiamo a parlare italiano e diventa il vocabbo brutto. Per scrivere... Non ridete a queste cose. Vocabbo brutto, cioè c'è da ridere. Stasera veniamo 70 voti a Naglio, che stasera. Impugnati il vocabbo brutto per scrivere due parole per tutti quanti voi, perché è arrivato il momento che tutti aspettavamo, perché io e soltanto io, candidandomi a sindaco, darò la spinta a tutti coloro che nella società arrivano più tardi. Bravo, gli emarginati. No, che di chi fanno i consegni a domicilio? Come si chiamano i ride? Riders. Chi si non arrivano mai. E basta che la pizza arriva tutta ammaibata. Un pollo sopposo. Un sushi che è freddo, che manco c'è bisogno che ci sushi. Basta. Cosa parla? Infatti nella mia propaganda... Non aspetti nessun applauso, parli. Nella mia propaganda elettorale metterò come punto fondamentale i bonus pezzi in ricambio truccati per i motorini di Riders.
Ma che cose bonus sono? O sento ciavolo lo cambiamento e pure un ciavolo la pizza che almeno ti arriva a capo. Ma che di che cosa sta parlando? Se lei si vuole candidare a sindaco deve affrontare i problemi. E prima devo formare la giunta. E la farò. Perché la dobbiamo aggiungere la giunta. E allora signori stiamo formando il consiglio comunale e abbiamo già il primo nome per quanto riguarda l'assessore alla pubblica istruzione. Signori, l'assessore sarà Mimmo l'universitario. Oh, almeno uno che ha studiato. E tu c'avevo la pini pane e panello era avanzato all'università. Per 30 anni che mi sono dato, non so se si è accanciato l'olio, ma almeno un po' di cultura sa fece. O sento ciavolo lo cambiamento. Un ciavolo lo cambiamento. E un ciavolo di l'occhio fotoso. Senta, io non so quando vorrà affrontare la parte dei problemi della città, perché il sindaco si dovrebbe occupare dei problemi della città. Ma perché in Palermo non ci sono problemi? I problemi a scuola, su opposizione, nemmeno ne sono questi problemi a Palermo che le risolviamo. Partiamo dalla cosa più che si nota di più, i tombini otturati. I tombini otturati un problema chi dà una fortuna, perché noi continueremo a ghittare la munnizia nei fognature, a così si attuppano definitivamente e la circonvallazione di Palermo diventerà il più grande parco acquatico d'Italia, lo chiameremo Grascialand. È impazzito! E lo sapete che cosa significa questo? Lo sapete? Posti di lavoro come bagnini. Sì, io poi tu benessere. I bagnini si fanno il bagno nell'acqua sporca, si ammalano. Da questo si fanno un bagno a Mondello, non c'è monotonia, vanno a cadere malate da opposizione. Non ce n'è per nudo, io porto il benessere, porto. Quale fai il benessere? Allora signori, io per oggi ho finito il mio comizio. Sì, meno male. Votate Piero Denzi, carissimi amici. Che io mangio e a vuoto va a toccare i muddichi. Viva Piero Denzi! Adesso che c'è Sicilia Cabaret. Bentornati everybody a Sicilia Cabaret Off. Questa è una canzone che volevo dedicare a tutti i siciliani all'estero. Questo è Frank Sinatra. For once in my life, I got someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Someone warm like you to make my dreams come true. For once I can say I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once unafraid, I can go where life leads me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I got love, I can make it. For once in my life, there's someone who needs me. Thank you everybody. Vincenzo Bionno pianoforte. Grazie. Brava. Thank you Mina Fo, grazie. La nostra Jessica Rabbit. E tu sei un coniglio però. Vedi? Va bene. Va bene, te ne Adesso- puoi andare, sì. No, ho dovuto presentare qualcosa adesso? No, puoi andare, Cristi, tranquilla. va- te ne puoi andare, di là, anche velocemente. Fuori da questo palco non ti voglio vedere per cortesia. Va bene? Frank Sinatra canta. Frank Sinatra!
Io so cantare. Tu sai cantare adesso? Io so cantare, io so parlare l'inglese. Tu sai parlare l'inglese. Nella prima puntata abbiamo visto che non sai cantare. Non so cantare. Adesso dimostraci che sai parlare l'inglese. Io so parlare l'inglese perché ho avuto anche 2 maestri, un maestro di musica, un maestro di inglese che fa anche canto. Ma quando mai? Cioè, un maestro internazionale, 2 maestri incredibili, anche dico internazionali, mondiali, anzi hanno pure spopolato in tutto il web. E quindi ne approfittiamo per lanciare questa rubrica. Tutto ciò che fermenta di siciliano nel web, noi lo faremo vedere in queste 10 puntate. E cominciamo con una cosa di successo. Direttamente dallo Zen, dalla nuova bottega dello zio Franco. Ecco a voi, povero Gabbiano. I just used to love him. I don't ever love you, say that. You're my other river. I just love to see my friend. Sopra una scogliera non hai voglia di volare, guarda attorno mare e non sai che le chiama. Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. Non ne vale la pena che capisca io perché. Ma ragazzi! Vai. Maestro, Grazie. Ciao maestro. Allora, assolutamente io sono contentissimo che ci siano Franco Gioia e Duracell, perché sono 2 ragazzi. Franco Gioia. Ehi, prova, sì. Un ragazzo posso essere io. 2 ragazzi che hanno avuto il successo meritato, sono rimasti genuini, sono veramente contento, sono uno di quelli che li apprezza, a cui fanno ridere da morire, ma non parliamo di inglese, ragazzi. No, così. Scusa. Noi facciamo un programma che deve essere educativo per la gente. Questo non è inglese. Ma scusa, ma io non ho parlato in inglese, né io né il maestro Franco Gioia. Esatto. Noi abbiamo fatto un piccolo interprete diciamo napoletano. Va. Sì, ma in inglese, dico, quello che abbiamo visto poc'anzi nel video non è inglese. No, non è inglese. No, adesso non è inglese, ma quello nel video era inglese. Vogliamo dare prova di questo inglese anche forbito, fatto bene? Ma chi loro? Sì, loro. Ora ascolta bene, ascolta. Con le mani, vai, forza! Akislo, baby, come on me. Come on. Akislo. Hey. Akislo. Ma che è Akislo? Ma che è? Ferma! Scusa. Perché hai fatto fermare il maestro? Non è Akislo, non è. Scusami. Aspetta, scusa, non è Akislo. Noi ha 1 anno che studiamo e cantiamo e tu mi vuoi dire con Akislo? Non è Akislo. Akislo, scusami, cioè voglio cantare, mi rimetti Ci pensi tu, ma no. La faccio sentire la prova. Akislo! Ferma. Baby, you want me. Questo, ragazzi, questo non è. Come on me. Ma che come on? Allora, non è Akislo. Chiamiamo una persona che parla. Cristi, vuoi venire qua? Hai bisogno di Canta me? questa canzone famosissima. Ok, grazie. Mica. Benissimo. 1, 2, 3. Akislo! Baby, don't hurt me. Come? Hey! Come on me. All right! Come on. Ferma. Hai visto? Stiamo facendo una trasmissione in Sicilia, ci seguono i ragazzi, non è Akislo. Arrivare battamazze. È Akislo. La pronuncia. E che è? Dillo tu. Akislo. Duracell e Franco Gioia, fenomeni del web incontrastati, direttamente da Palermo, dal quartiere Zen. Dobbiamo essere felici per loro. Bravi. Grazie. Speriamo che creeranno qualcosa di più artistico e di rivederli magari qui a Sicilia Cabaret. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Franco. Ciao Franco, vai voi che di Franco e Tai. Passiamo a una monologhista di Catania, Loredana Scalia. Sono consumata.
Gli uomini di una volta non ci sono più. Che poi effettivamente io non ho capito se sono cambiati gli uomini o siamo cambiate noi donne. Io una volta mi ricordo che c'erano mariti che alzavano la voce e le donne, le mogli, zitte e mute. Oggi la donna reagisce e se è il caso anche denuncia. Certo, ci sono donne che ancora prediligono l'uomo severo, quello che le tiene in riga. Fatelo con mia carica, va a spaccare la testa. Qualche mese fa mi sono frequentata con Luciano, istruttore di arti marziali. Aveva un fisico asciutto, proprio era bellissimo, perfetto, tutto tonico. Ce l'avrete presente a Barbie, era suo marito. Di lui mi ha colpito inizialmente i suoi modi. Era così gentile, attento alla dieta, attento a quello che mangiava. Però c'è un però, sempre in tutti quelli che capito io. Dico, gioia mia, che tu nella vita quotidiana tu sia così gentile, così preciso, a me mi sta anche bene. Ma quando siamo soli, nell'intimità, a letto, ma lasciati andare, cafudra, fammi vedere quello che sai fare, improvvisa, sorprendimi. No, che mi pareva che era cuccata con una ballata di ghiaccio. Tutto il tempo che faceva, mi metto di sopra, mi metto di sotto. Che fa? Mi metto di lato? Mi metto dall'altro lato? Io un giorno non ho potuto più. Ci disse, facciamo che io me ne vai a me casa e tu ti spurugli solo. Cioè, scusa. Questo mi prende, mi acchiappa per il collo e mi fa, ehi, io una cagna come te la trovo in 5 minuti. Me che mi risse, fatto con una tombulata, a tipo 1000 e scilo, che c'ho 2 misci mezza la faccia. Ve lo giuro che il dentista con l'anestesia a fare un effetto del genere non ce la fa. Comunque io mi sono alzata, mi sono vestita, stavo per andarmene e chi su un'altra volta viene coito, dice ricordati che io merito di più. Ci resta ragioni, hai. Un'altra bella tumbulata. Io ci addormisci l'altra mezza faccia. E io quel giorno ho capito 3 cose. 1, che sono una donna libera. 2, che non ho paura di nessuno. 3, che io più pallito. Sono consumata. E rientriamo a Palermo con un monologhista vecchio, talmente vecchio che è in pensione. Toti Siracusa. Buonasera. Finalmente sono in pensione. Però durante la mia vita ho fatto tanti mestieri, però il più bel mestiere che ho fatto è quello del cameriere. Il cameriere è un mestiere molto sacrificato, però nello stesso tempo molto divertente, perché le cose che succedono non sono male. Figuratevi che ho lavorato all'estero, pure in un campo di nudisti. Voi pensate, cliente nudi, io servivo ai tavoli pure nudo, ero costretto a camminare così. A un certo punto un cliente mi fa, dice, ma perché cammina così? Si disse, secondo lei in questa condizione tutta un'ora, i piccioli di mancio non me li infilare. Incontro, mentre cammino così, incontro un cliente che camminava così, che si copriva la parte intima. Disse, ma che fa? Proprio vergogna. Dice, no, dice che perché mi trattengo la pepè. Dice, perché non c'è la toilette? Dice, ma che stai dicendo? Dopo che mi facessimo fare una bottiglia di champagne 100 euro, lei che pensa che va a pesce? Ma tegni renti. Mi cambiano di servizio, mi spostano in spiaggia a preparare cocktail. E incontro una coppia palermitana. Ho fatto amicizia e ci disse, scusate, ma voi che avete trovato qua in questo campo di nudismo? Dice, con tante spiagge che ci sono a Palermo, c'è Mondello. Dice, perché noi non siamo venendo in Mondello. Dice, solo che non potevamo uscire dalla spiaggia, perché ne fottere il ruolo, abbiamo tardavamo fino a casa. Dice, stiamo tranquilli. Mi sono trasferito poi a Palermo e ho lavorato nel ristorante. Palermo nel ristorante Quavolo cotta e Quavolo crura. Tavolo di sinistra, senta, che fa per abbassare il sale condizionato? Mi stai ghiacciando tutta la cibicata. Tavolo di destra, senta, stiamo squagliando un cavolo. Che fa per ghiacciare il sale condizionato? Certo, capisco, il cliente ha sempre ragione. Ma il problema è che noi nel locale l'aria condizionato non avevamo avuto mai. Scena di carnevale, tassativamente tutti in maschera. Clienti in maschera, cameriere tutti in maschera, e fuori c'era un boxeggiatore vissuto di Zorro, che la spada che riceva su un po' di pesce, lo vedete a tutti i ruoti. Pubblicità e poi ci vediamo per i saluti.
Così finisce la seconda puntata di Sicilia Cabaret. Sì. Ringraziamo Massimo Minutella, Daria Biancardi, Imarneige, Mina Fo, Matranga, Cristi Peruso, e tutti i comici di Sicilia Cabaret. Dura c'è nel Aspetta, dura! Levatici i batterie! Dobbiamo ringraziare anche voi che state sempre con noi. Grazie per i risultati della prima puntata, grazie a tutti coloro che sono venuti qui ospiti questa sera. Per noi è un piacere stare qui a intrattenervi perché ci riteniamo tutti gli artisti dei sopravvissuti. Sì. È vero. È vero. Cantiamo dunque. Cosa? Dai. Qualcosa che riguarda i sopravvissuti. E allora canta quello che vuoi, Daria. Va bene, dai. Vai. First I was afraid, I was petrified. Bravissima! Yeah, thinking I could never live without you by my side. Wow. You wanna do it? Yeah, sure, okay. What? When I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw you back. Nobody's saying I should not be finding you with that sad one thing. I should have made you live again. If I had known for just 1 second you'd get back to bother me. Go on now, go. Run out the door. Just turn around now. Don't you know what's coming anymore? When I drink the wine, don't try to hurt me. We're goodbye. Would you think I crumble? Would you think I lay down and die? Oh, no. Grazie a tutti, grazie a voi, ci vediamo alla prossima puntata. Buonanotte. Grazie. Incontenibile.